Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi vogliamo parlare di diversi argomenti, ma nella prima parte, come avevo preannunciato sabato, approfondiamo la tematica della scomparsa di Tommaso Chemeni, un poeta importante italo-ungherese che tra le altre cose appunto è stato cofondatore del cosiddetto mitomodernismo, argomento di cui avevamo già parlato, e avevamo parlato proprio con il grandissimo ospite di oggi. Ritorna a Radio Libertà insomma un intellettuale che è preziosissimo, direi preziosissimo in assoluto, ma in particolare per un passaggio d'epoca come questo, che è molto delicato. Stefano Zecchi. Allora Stefano, siamo in linea con lei. Professore, Buongiorno. io la ripresento, ma alla mia maniera, chiaramente, insomma, un po' guascona, sicuramente veneziano di origine, vive a Milano, è stato interprete di un'epoca importantissima della cultura, della filosofia, dell'estetica, dell'avanguardia artistica. È stato, lo dico non perché voglio parlare al passato, naturalmente, certamente tutti sanno che non è più un ragazzino, ma la cosa più importante è che ancora adesso esprime una voce che a mio modo di vedere è esemplare, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista, mi si permetta, metapolitico. Allora, professor Stefano, noi vogliamo commentare oggi questo passaggio a miglior vita da parte di Tommaso Chemeni. Magari non tutti avevano la percezione dell'importanza e del ruolo vissuto da questo italo-ungherese. Poi ho letto anche commenti di altri poeti come Guido Oldani, tutti molto interessanti, ma vorrei sentire da lei, che lo ha conosciuto in maniera molto approfondita. A lei la parola, Stefano. Grazie anche di questa eccessiva presentazione nei meriti. Ma dunque Tommaso è stato tanto un grande amico con cui abbiamo condiviso, si potrebbe proprio chiamare battaglie culturali, quando il discorso poetico non poteva avere che aspetti di rottura, di frammentazione del linguaggio, di ricerca del non senso. Con lui è stata un'avventura diversa, cioè la poesia che riusciva ancora a parlare del senso del mondo, dare una visione, una prospettiva, quello che in fondo dovrebbe o sempre stata la poesia. Ecco, giustamente ricordato la fondazione che ha avuto un suo esito, direi anche positivo, no? Del mitomodernismo, questa ricerca proprio della dimensione della tradizione, delle radici in una contemporaneità che non può perderle, nello stesso tempo deve guardare avanti per non perdersi nella commemorazione delle ceneri del passato. Ecco, Tommaso è stato un po' tutto questo, cioè un compagno di viaggio culturale, è stato un poeta che ha avuto una sua indiscutibile autonomia e valore nella ricerca, è stato presente nelle diverse forme, diciamo così, di antagonismo culturale in cui certe, tra virgolette, battaglie per la cultura andavano fatte. E se io devo vedere oggi quanto spazio e quanto tempo è passato rispetto al tempo in cui sì, più giovani ci eravamo messi in testa di provare a cambiare un pochino l'atteggiamento, le forme culturali che allora da giovani erano pervasive, ecco, direi che di strada ne è stata fatta parecchia, perché per esempio tutta la tematica sulla bellezza, che allora era davvero quasi offensivo parlarne,
oggi possiamo dire che purtroppo ci fa della bellezza una specie di totem per salvare qualunque situazione, così di tutta la dimensione mitico-simbolica del linguaggio che in quei tempi invece andava totalmente destrutturata, oggi ancora si cerca invece di darle spessore. Insomma, un po' di strada è stata fatta e Tommaso è stato un compagno d'amicizia, di avventura, di solidarietà culturale. Lui era arrivato giovanissimo, no, a Milano dall'Ungheria. Io sempre mi sono pregiato di paragonare, diciamo, la Lombardia, un po' il Lombardo-Veneto all'Ungheria, perché sono delle vaste pianure. All'Ungheria mancano le montagne, ma insomma il concetto di un piano dove appunto si spazia verso l'infinito, non solo reale ma morale, mi sta molto a cuore. È venuto qua in Italia, cioè perché è rimasto in Italia? Adesso io non voglio entrare neanche troppo nella biografia, che può magari non interessare fino in fondo, ma mi ero sollecitato che lei sappia, Stefano, per quale motivo poi comunque non è più tornato in Ungheria. Qui non è più tanto un discorso su fatti personali e biografie private, qui è un dato di fatto politico. E oggi credo che sia oggi o quasi oggi che si ricorda la caduta del muro, si dovrebbe ricordare la caduta del muro di Berlino. Tommaso era e il suo papà lui era piccolo, ma erano profondamente anticomunisti e credo che il padre fosse anche stato perseguitato, quindi loro non sono venuti in Italia, sono scappati in Italia, sono scappati dal comunismo e per molto tempo lui non aveva la minima intenzione di tornare là dove se n'era andato, e anche quando le cose lentamente riprendevano il loro cammino. Poi dopo non solo è tornato, ma ha avuto anche delle onorificenze, ha avuto delle attenzioni che erano doverose ricevere doverosamente, ecco, un poeta della sua statura. Quindi forse anche la storia lì è stata giusta e il tempo galantuomo, è ritornato da dove era fuggito per non essere perseguitato. Sì, anche poi quando, diciamo, l'Ungheria ha perso la vernice rossa in maniera tassativa, no? Cioè, vabbè, poi dopo chiaramente quando uno si inserisce in un contesto diverso si abitua a orizzonti, si abitua in senso positivo, ovviamente, perché la libertà in teoria non è mai mancata in Italia. Sul piano culturale ho qualche dubbio, ma sul piano politico non è mai mancata. Comunque, ecco, questo il poeta era, io leggo dalla terza pagina del giornale dell'altro giorno, il poeta in guerra che per la bellezza si vestì da Napoleone. In che senso si vestì da Napoleone? Questo ci induce a qualcosa di d'annunziano quasi come impostazione. In che senso? No, c'ha ragione, esattamente così, diciamo così, tra il d'annunzianesimo e il futurismo, ma lì c'era un aspetto molto particolare di Tommaso, che era un atteggiamento sempre molto giocoso, che poteva infastidire e nello stesso tempo essere apprezzato, perché magari infastidiva chi voleva tenere un po' alto, dico tra amici, intendo tra amici, doveva tenere un po' alta l'iniziativa che si veniva a svolgere, un po' basso per cercare in fondo di togliere troppa unicità a quanto si stava facendo. E a lui piaceva giocare, infatti quella fotografia che è stata pubblicata lì sul giornale, credo che fosse ripresa da quando era stata fatta una manifestazione a Firenze, a Santa Croce, dove c'è la tomba di Foscolo, e lui si era vestito da
non so, io lo prendevo un po' in giro, confesso, di queste robe qua. Io ero più su quelli che cercavano di tenere la barra al centro e che non deviasse verso eccessi futuristi o d'annunzianti. A lui piaceva questo gioco, che era anche un gioco culturale in cui l'alto e il basso dovevano fondersi. Ed era, sì, come ha detto bene lei, un atteggiamento, diciamo così, un D'Annunziano giocoso. D'Annunzio non si sarebbe mai travestito, D'Annunzio avrebbe agito direttamente con qualche sua apologia, con qualche sua invettiva. Tommaso in questi casi era molto enfatico, ma nello stesso tempo un atteggiamento che abbassava il livello dell'azione e dell'enfasi dell'azione. Certamente, ecco, evidentemente è scattato un meccanismo di affinità elettiva fra lei e Tommaso, no? Non so esattamente come vi siate conosciuti, adesso non voglio entrare in quelle dinamiche tipo certe trasmissioni da rotocalco, ci mancherebbe, però sicuramente è scattato un meccanismo di riconoscimento reciproco, no? Sulla base di che cosa? Cioè, quali sono perché l'abbiamo già capito, il carattere era molto diverso fra di voi, però in che maniera siete entrati in questa sorta di empatia fattiva, collaborativa e creatrice in qualche modo, no? Ha ragione, il carattere è molto diverso, il mio dal suo, anche se tenga presente che Tommaso era un professore universitario, non era uno dei tanti poeti bravissimi che però vivono di letteratura, di contributi ricevuti da case editrici. No, Tommaso era un professore universitario, insegnava storia della letteratura inglese, anglosassone all'Università di Pavia, e quindi, diciamo così, aveva quasi un doppio volto, quello del professore, che non so che tipo in realtà di professore fosse, perché naturalmente ci sono sempre tante leggende che vengono fatte sui professori, chi era un tipo, chi un altro, e poi aveva questa verve poetica molto forte che a mio parere non sovrastava quella di professore, ma certamente l'accompagnava e una, diciamo così, contaminava l'altra funzione. Io ho avuto dunque rapporti con lui quando avevamo 20 anni, 30 anni, proprio perché, come prima le dicevo, a lui piaceva la poesia, cioè il linguaggio poetico, la costruzione di un pensiero attraverso la poesia, e attraverso la poesia la costruzione di una visione del mondo. E questo ci aveva unito insieme a Giuseppe Conte. Io avevo con Conte, diciamo così, scritto il manifesto del mitomodernismo, e lui, Tommaso, si era associato successivamente, poi mi pare che fosse stato scritto un secondo, adesso non mi ricordo, sono passati più di 30 anni, e da lì il rapporto era diventato più funzionale anche al tipo di attività, di manifestazioni che si facevano insieme a Milano, in Liguria, e poi il contesto ligure ci accomunava, anche perché avevamo casa lì vicino tutti, io e Tommaso ad Alassio, Giuseppe Conte a Sanremo, ci si vedeva anche facilmente, soprattutto d'estate, perché lì le nostre abitazioni non erano lontane l'una dall'altra. Quindi c'era una contiguità all'inizio proprio di rottura di schemi culturali molto vincenti a quel tempo, che erano quelli delle destrutturazioni linguistiche, chiamiamole così, delle neoavanguardie, come si diceva un tempo. Poi la fondazione del mitomodernismo, e poi i rapporti personali, ecco, che sono sempre quelli che consentono i maggiori legami.
Ecco, come poesia, come genere di poesia, ripeto, non è conosciutissima, cioè è conosciuta in un ambiente, nell'ambiente di chi legge poesia. Temo che in Italia i lettori, non gli scrittori di poesia, ma i lettori di poesia non siano una cifra straordinaria per No, tantissimi motivi. ha ragione, Che genere di poesia impostava lui proprio come stile, come impostazione di fondo? Ma guardi, è un po' quello che le dicevo, cioè la prima immediata reazione, che è una reazione nostra, generazionale, era quello di rifiutare la disseminazione linguistica delle neoavanguardie. In Italia, non so, parlo di grandi, tipo Sanguinetti, per esempio. Certo. Era una ricerca della bellezza della parola, del linguaggio che consente appunto la costruzione di una visione, di un senso della vita, cioè trasmettere valori attraverso il linguaggio della poesia e non la destrutturazione del significato. Questo direi era, come dire, Certo. la cifra stilistica essenziale. Dentro di questa, poi naturalmente tra gli amici c'erano differenze anche considerevoli, però la nota, diciamo così, la cifra che caratterizzava era proprio questo, il ritrovamento della bellezza della parola poetica. Credo anzi che adesso, parlando proprio un libro di raccolte di poesie di amici, e fosse proprio la parola innamorata, e quindi la parola innamorata del linguaggio, della bellezza della poesia. Assolutamente. Ecco, questo apre poi tutto il discorso sul mitomodernismo. Noi ne parlammo già forse 2 anni fa, però ecco, val bene adesso riprendere questa importante, mi sembra che siano passati 37 anni dalla prima, ecco, dal primo manifesto. 37 no, ma 30, dunque del 94, quindi 31 anni. Ho capito. 31, ma la prima idea forse 31. fu precedente, l'idea la genesi, no? Sì, ma ecco. lì c'era un po' un capofila che era nella poesia Conte, nella filosofia, nella critica estetica, il sottoscritto. Riprenderla non lo so, ha fatto la sua strada, come sempre le cose nascono e poi se sanno le gambe forti camminano e arrivano a un certo punto, poi oggi potrebbe esserci altri, potrebbero esserci altri che vanno avanti. Parlando Stefano, parlando di cose molto più fetide, se 2 vecchie ideologie come il marxismo, ideologie e religioni, il marxismo e l'islamismo riescono adesso a riabbracciarsi, no, a livello mondiale, voglio dire, tutto è possibile. Qui stiamo a un livello più alto, più culturale, più estetico, eccetera, quindi riprendere, secondo me, alcuni spunti, ideazioni del Novecento può essere utile anche nel nuovo secolo per cercare di capire come mutatis mutandis, in un clima completamente diverso, sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 30-40 anni, la rivoluzione tecnologica eccetera, magari alcuni spunti rimangono validi, no? Quasi a livello, oserei dire, metafisico, no? Nel senso, mitomodernismo, ricordiamolo, ecco, mito, perché si chiama mitomodernismo? Ma guardi, pensi lei che questa parola, perché ognuno deve avere il suo, questo termine, allora io sono ormai, posso dire, un vecchio collaboratore del giornale, addirittura mi prese con sé Indro Montanelli. Quando ci fu un po' un cambiamento di direzione, alle pagine culturali ci andò Stenio Solinas. E allora un giorno lì gli parlai di questa intenzione che avevo di fare un movimento del tipo che le dicevo prima, cioè che avesse nella bellezza del mito le sue forze fondanti e che però non dimenticasse la contemporaneità, la visione sul futuro. E a Stenio viene in mente di mettere insieme questa parola, mito-modernismo. Oggi, perché lei ha toccato invece un argomento che a me sta molto a cuore,
a prescindere, che poi non è tanto a prescindere da questa unione che è da un lato diabolica tra marxismo e islamismo, e dall'altro profondamente problematica nel suo aspetto. Ecco, io credo che, ed è un po' quello che sto cercando di fare fin tanto che riuscirò a farlo, ponga un problema sì di ripresa, ma diciamo così non si riprende quello che nasce da te stesso, come appunto il mitomodernismo, ma che il vero oggi momento di riflessione più profonda, anche torno a dire, in relazione a quanto lei ha sollevato, perché è stato lei adesso a sollevare questo tema, a mio parere, cruciale, cioè marxismo È islamismo. molto d'attualità. Sì, e certo, e la risposta non può essere come sempre la demonizzazione, che è qualche cosa che risponde con una debolezza di fondo, ma con un progetto. E oggi il vero progetto è quello di ripensare la nostra tradizione all'interno della nuova visione tecnologica e tecnocratica, e quindi vedere le radici umanistiche nella tecnologia, e di vedere come in fondo il nostro umanesimo abbia nella tecnologia un suo respiro, perché altrimenti finiamo per dimenticare il senso della nostra appartenenza, cioè la nostra grande cultura umanistica, e quindi consegnare la tecnologia a qualche diabolico inventore di questa relazione tra marxismo e islamismo, che vede per esempio nella tecnologia qualche cosa di assolutamente condannabile, qualche cosa che distrugge l'essere umano. Se noi andiamo verso quella strada lì, allora sì, la distruzione è semplice da raggiungere. Assolutamente, interessantissima questa liaison sotterranea ma profonda fra tradizione e futuro che lei adesso ha messo sul piatto, ripartendo dal mito, perché il mito secondo me, non a livello filologico ma come principio direi esegetico, è sicuramente fondante dell'Occidente, è fondante, cioè in Oriente hanno avuto altri miti che sono tutti interessanti, il mondo islamico, che adesso è difficile così riassumere in pochissimo, non mi permetto di farlo ovviamente, si basa su un'altra mitologia, ma noi abbiamo la nostra mitologia greco-romana che comunque rimane fondante a livello psicologico, culturale e artistico, eccetera, rivista ovviamente in chiave moderna, perché altrimenti torneremo indietro di 2000 anni, no? Ecco, quindi il mito, i nostri miti che sono anche i miti celtici, che sono anche i miti europei, certamente, no? È ovvio, da questa radio non è che possa difendere solo il mondo greco-romano, però sicuramente secondo me hanno ancora un valore, hanno ancora qualcosa da dire, no? Sì, non solo hanno qualcosa da dire, ma diventano elementi di riflessione fondante sull'attualità, come il discorso sulla bellezza, perché vede che mentre una volta la bellezza era considerata un nemico della modernità, del canone moderno respinge la bellezza come qualcosa di superfluo, la nostra idea di bellezza, che è quella che proviene da una dimensione occidentale, diciamo così, ha la possibilità di tornare a influire sul sentimento che costruisce, che dà progetto, che dà utopia. E lì mito e bellezza radicati nella nostra storia occidentale sono vitali oggi per comprendere il destino della nostra cultura occidentale, perché è proprio quello che è da evitare, cioè di globalizzare ciò che non è globalizzabile, cioè di fare di tutto un erbo un fascio, perché l'economia è globale, sì, un momento, l'economia è globale, ma le tradizioni e le dimensioni della ricerca sono sempre locali, c'è sempre una geolocalizzazione. Assolutamente. Per quella singolare rincorsa
ideale tra mito e rito che aveva già affascinato Mircea Eliade, sicuramente la nostra ritualità occidentale, non dico soltanto religiosa, ma anche antropologica, folklore nel senso buono, l'appartenenza alle comunità, eccetera, va riconosciuta e va approfondita se vogliamo in qualche modo far capire e far intendere che quella cultura lì non è, noi la rispettiamo, quella cultura religiosa, antropologica, ma non è la nostra cultura, accidenti. Come possiamo far capire tutto questo ai giovani? Ma arrivare a questo problema sarebbe già un grande passo avanti. I nostri ragazzi dovrebbero imparare a conoscere la storia, perché quando ci sono delle incertezze è la storia che ti aiuta a superarle. Ma allora lei mi potrebbe fare una obiezione cruciale, sì, è la storia, ma chi te le insegna la storia? Quali testi? E qui casca l'asino, perché certo, i testi di storia sono scritti dai vincitori, è sempre stato così e sarà sempre così. E allora bisogna avere quel sentimento particolare che un professore può suggerire, proprio un sentimento della ricerca. E allora vede, io non credo che ci possa essere una massificazione della cultura, c'è questo sogno di poter aprire le porte del sapere a tutti, che poteva essere una grande utopia che il nostro Rinascimento consegna ad oggi. Non credo che sia realizzabile, piuttosto il nostro Rinascimento può consegnare una cultura che finirà sempre per essere più elitaria e lì costruire il senso del mondo, il senso delle cose, il senso dei rapporti umani. Vede, qui è inevitabile che si arrivi a una metapolitica, d'altra parte lei mi ha anche presentato in questi termini. Oggi ci si lamenta perché non va a votare la metà di chi ha il diritto al voto, ma non va a votare chi dovrebbe andare, vorrebbe o dovrebbe, secondo certuni, andare a votare, ma non perché se ne frega, perché non ha interessi, perché pensa che la politica sia qualcosa che non gli interessa. Ed è forse proprio così, perché è all'altra metà di chi vota che interessa la politica. Lei sa che all'inizio del secolo scorso Vilfredo Pareto aveva preconizzato una visione elitaria del sapere all'inizio del Novecento, che poi sarebbe uno studio da fare, temi analoghi li riprese Spengler. Allora noi andiamo verso un elitarismo culturale che seleziona. Vede, gli strumenti di comunicazione, diciamo pure d'élite, non social, gli strumenti di élite come la radio da cui stiamo parlando adesso, i quotidiani, secondo me sono strumenti che resteranno sempre, ma non saranno strumenti di massa, saranno strumenti elitari che costruiranno forme elitarie della cultura. Questa è una figura antidemocratica? No, è a mio parere la democrazia che si svilupperà in questi termini. Ecco perché dobbiamo sempre mantenere vivo questo legame tra la nostra tradizione umanistica e la grande ricerca tecnologica e non demonizzare, come fanno certi amici, la tecnologia quasi fosse il demonio che è sceso sulla terra e quindi guardare il passato venerandolo come qualche cosa di ormai perduto e piangerci sopra. Ecco, queste cose non si devono fare. Proprio per rispondere alla sua domanda, sono andato lungo, perché i giovani non vogliono piangere sul presente, anzi vogliono andare avanti. Certo, adesso c'è il break, poi ancora 5-10 minuti perché poi vado avanti da solo per finire la trasmissione. Volevo fare un'ultima domanda. Dopo, tra 1 minuto e mezzo, dopo il break, ci risentiamo. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora, l'ultima domanda è banale, non riguarda il capitolo Chemeni, lo archiviamo, sicuramente ci sarà modo di ritornare in futuro per qualche riflessione anche sul mitomodernismo. Una domanda è molto banale: cosa bolle in pentola nel laboratorio filosofico e creativo soprattutto della mente zecchiana? Perché io ho letto davvero produzioni molto diverse, dalla narrativa, dalla storia, alla filosofia, all'estetica, diciamo al pamphlet più di attualità. Ecco, cosa bolle in pentola, augurando naturalmente altri facciamo tanta ancora di vita, raddoppiare, lascialo raddoppiamo. Magari. Cosa bolle in pentola? Penso che i nostri ascoltatori vogliano sapere soprattutto questo in questo momento. Guardi, intanto la ringrazio e ringrazio la vostra radio, avete sempre un atteggiamento così affettuoso nei miei confronti e veramente lo trovo straordinario. Però deve sapere una cosa, che tra i tanti difetti che ho è quello di essere anche un filino superstizioso. Quindi di quello che sto facendo non ne parlo mai, perché penso sempre che sia il caso di parlare una volta che l'ho fatto, e allora sì, dar fiato alle trombe, ma prima non dirne niente. Ma siccome non mi piace in questa circostanza deluderla, guardi, grazie a Dio, perché questo significa che ho ancora un po' di salute, ho rinnovato un contratto con la casa editrice per un saggio che ho già in cantiere, sul tema della bellezza e sul tema della bellezza della donna. E quindi, caro professor Rognoni, fra un po' mi sentirà bussare alla sua radio per chiedere di fare qualche riflessione su questo libro che spero esca tra qualche mese. Benissimo, noi l'abbiamo ammirata anche in forum, temendo una deriva giurisprudenziale della sua. No, sto scherzando, no? Abbiamo notato che appunto la sua presenza arricchiva un mondo controverso. Non è il mio genere di trasmissione, non so perché, ma poi ognuno ha i propri gusti, però sicuramente abbiamo notato la sua presenza, che poi ogni tanto arricchisce anche altri fronti televisivi di notevole importanza, ed è sempre misurata su una riflessione, perché non tutti quelli che intervengono parlano dopo aver riflettuto, ma non vuole essere una cattiveria, per carità, cioè la predisposizione sì, mia però al giornalismo ci sta andando molto vicino, ci sta andando molto molto vicino, è molto molto vicino a alla verità, sì, è così. Va bene, allora aspettiamo con pazienza le novità, e io anticipo la battuta finale perché so che lei, magari così ridendoci sopra, l'apprezza. Venezia risorga Venezia finalmente, no? Ecco, certo, condivido ecco, pienamente. ci faccia Venezia andrà alle elezioni a
a maggio prossimo, quindi che Venezia risorga davvero. Esatto, ci faccia sapere se tra le altre cose lei ci aveva ventilato una collaborazione al comune, non so, ecco adesso Certo. il tempo passa, diventa difficile. Vi tengo sicuramente informate, lei in particolare. Bene. Va bene, grazie infinite, a risentirci. Ecco, noi andiamo avanti in solitaria guisa, come si suol dire, cioè in una forma non interlocutrice, e passiamo a San Martino, l'estate di San Martino. Questa è una trasmissione il lunedì, sempre all'interno del plafond cultura e arte, però più dedicata alla cultura popolare. E per San Martino noi abbiamo già speso tantissime parole gli anni scorsi, già da una quindicina d'anni a questa parte. San Martino è un appuntamento europeo, prima parlavamo di miti e riti europei. San Martino di Tours viene celebrato l'11 novembre, quindi domani, e viene associato alla cosiddetta estate di San Martino, laddove addirittura alcuni astronomi e fisici e climatologi sosterrebbero che per una concausa di fattori climatici ed energetici si verificherebbero delle temperature più in tutta Europa più miti, no? Che richiamano quasi l'estate. Questo perché vedete come dicevo prima, si rincorrono miti e riti. Questa è la forza dell'Occidente, Sacramento mi viene di dire, i nostri miti, i nostri riti, i nostri simboli, non svendiamoli. Mi rivolgo anche al di là dell'oceano, no? A quello là che si è installato sindaco di Nuova York. Non svendiamoli. Lui il mantello, San Martino, il mantello che aveva addosso, lo dona a chi soffre. È un segreto del cristianesimo questo, ma non solo del cristianesimo come religione, ma come spirito di solidarietà, laddove la libertà, che è anche la libertà di mercato e la libertà di parola, libertà di mercato e di parola, il liberalismo. Ebbene, queste libertà non escludono il fatto di soccorrere chi in conseguenza di questa libertà, che è inevitabile, no? Fa parte dell'animo umano ed è peggio sopprimerla, ma chi in conseguenza di questa libertà e di alcuni magari limiti personali si ritrova a dover subire una forma di povertà. E benissimo, lì scatta l'uomo libero e liberale, sa anche che per salvaguardare la propria libertà deve soccorrere chi si trova in difficoltà. Ma questo tipo di solidarietà nulla a che fare con l'equidistribuzione delle ricchezze a base marxista, socialista e comunista. E allora San Martino emerge come eroe di amore e di comprensione nel dare il suo mantello a chi subisce i primi freddi, e come traslato questo mantello è proprio l'estate di San Martino, la possibilità di godere di quel caldo che arriva inaspettato, che appunto ci sembrava già di esserci inoltrati in un tunnel invernale. Vedremo poi appunto che cosa succederà, ma poi San Martino è anche tanto altro, la poesia di Carducci, è il vino cioè il mosto che diventa vino, è per tutta l'Italia direi, è un revival di allegria estiva, appunto, nel riuscire a ritrovarsi assieme, lo diceva poco fa il professor Zecchi. La tecnologia non deve escludere il fatto di ritrovarsi, la tecnologia ha valore se noi la riusciamo a interpretare nel suo giusto ruolo che ci vuole,
ma è importante ritrovarci anche come comunità di uomini liberi che celebra le proprie feste, le proprie sagre. Di sagre novembrine ce ne sono tantissime, mi viene in mente subito la festa del torrone di Cremona. La dimensione gastronomica non deve essere vista come discesa agli inferi, come cascame materiale, ma deve essere vista come appuntamento con la condivisione del cibo. E allora qui abbiamo proprio un elemento fortissimo dell'universo italiano, in particolare padano e lombardo, che è proprio il torrone, una leccornia appunto, che permette appunto di resuscitare i morti, visto che appunto abbiamo appena superato la festa dei morti del 1° di novembre, quindi per riuscire a ritrovare appunto il gusto di vivere, no? Cioè quando io mi ricordo quando noi bambini mangiavamo il torrone, quando avevamo ricevuto delle bastonate, vi ricordate? Dei brutti voti a scuola, il cazziatone, scusate il francesismo, da parte di mamma o papà, una brutta caduta scivolata e un diverbio con i nostri compagni, subito a mangiare il torrone per riprendersi, perché è una botta di vita il torrone, e andare a Cremona per la festa del torrone, che durerà tantissimi giorni nel mese di novembre, è riconciliarsi con questa fonte di energia assoluta, appunto, che è il nostro. Ci può essere un torrone morbido per chi ha problemi con i denti, c'è invece per chi i denti ce li ha sanissimi, ecco, scattare l'attrazione per il torrone più resistente e duro, che ha quasi una funzione di risveglio sessuale, dicono naturalmente. Passiamo all'obituario. Dopo Thomas Chemeni troviamo due italiani, che sono Giorgio Forattini e Peppe Vessicchio. Forattini è stato un disegnatore, un vignettista molto fortunato, perché ha collaborato ai principali giornali, ottenendo un enorme successo. Sicuramente il tratto della matita forattiniana era egregio, soprattutto per un certo realismo spiccato e la capacità di rappresentare i contorni dei corpi. Personalmente ma un'idea mia naturalmente, non lo ritengo il massimo in assoluto, perché talvolta Forattini scadeva in contenuti un po' volgari, quando appunto mostrava atteggiamenti che allegoricamente richiamavano appunto la presa in giro o il tradimento, ecco, e quindi appunto la sua capacità di disegnare poi creava anche così delle forme poco decenti, ma è un'idea che è personale naturalmente, e ovviamente non mette in discussione la bravura, la grandezza e l'arguzia del Forattini. Peppe Vessicchio, napoletano, è un personaggio diverso, ha avuto un destino di direttore d'orchestra, soprattutto al Festival di Sanremo, amabile, gioioso, inclina alle battute, ce lo porta via, qualcuno dice polmonite, altri Covid, in maniera improvvisa, a 69 anni, e naturalmente tutto il mondo dello spettacolo giustamente lo piange tantissimo, perché era un'icona non solo di Sanremo ma dell'intero mondo dello spettacolo, ecco. Quindi improvvisamente noi perdiamo questo personaggio, mentre Forattini aveva un'età più decisamente avanzata, tanto che oramai da tempo non produceva quasi più nulla. C'è un altro personaggio di cui voglio parlare prima di chiudere la trasmissione, ed è Erpiotta. Chi è Erpiotta? Ma Erpiotta è un
cantante romano, che è un po' come aveva fatto, mutatis mutandis si intende, Pino Daniele per Napoli, riprende alcuna tradizione romana, la rende anche un pelino più bassa, e produce appunto sonorità e testi appunto che illuminano la scena, soprattutto di chi a Roma assume atteggiamenti molto burini, cafoni, ma nel senso non negativo di per sé naturalmente, perché noi abbiamo avuto nel teatro, nella canzone, nel cinema tantissimi personaggi che hanno sublimato questo tipo di atteggiamento popolare, popolaresco. Naturalmente mi viene in mente anche Totò per certi aspetti a Napoli, e poi a Roma tantissimi personaggi romani che in qualche modo, acquisendo provocatariamente, vedete che addirittura Ironioni si impalla quando deve declinare gli avverbi. Allora, personaggi che hanno saputo sicuramente raccontarci gli aspetti più triviali di una città. Ci sono anche questi, vanno capiti, no? Vanno interpretati. No? Erpiotta, ecco, ha rilasciato un'intervista bomba a Ciao 2001. Ciao 2001 non è stata solo una rivista del passato d'oro degli anni 70, 80, 90, ma è ancora in edicola in una nuova edizione dove si ripropongono chi è interessato alla musica leggera, quindi la musica pop in senso lato, anche rock, fra pop e rock, italiana però, non straniera, vada a comprare subito in edicola Ciao 2001, dove Erpiotta si scaglia contro l'intelligenza artificiale. Dice, ci mancava pure l'intelligenza artificiale, ma con tutto quello che già abbiamo in qualche modo subito, e già la musica leggera dice è scaduta, perché ovviamente provocatoriamente lui difende la tradizione locale, in parte dialettale, del vernacolare o volgare in senso buono, del volgo, del vulgus, del popolo di Roma anziché di altre città, in questo caso suo di Roma, Erpiotta, e difende il modo di cantare e fare musica senza mezzi tecnici, senza tutti quei mezzi tecnici che dagli anni 70-80 si sono alternati, playback e compagnia bella, e fino all'intelligenza artificiale che oramai è in grado di produrre essa stessa la canzone che si vuole cantare. Quindi Erpiotta, in questo articolo che vi raccomando, sull'ultimo numero di Ciao 2001 in edicola, si chiede se è il caso di andare avanti con una musica leggera che non è più musica, che non nasce più né dal cuore né dalle capacità vocali o mentali del cantante, ma nasce soltanto proprio dall'artificio della macchina. E i casi più eclatanti sono stati quelli del vincitore di Sanremo, anche, no? Dell'ultimo vincitore di Sanremo, che addirittura non sarebbe andato al festival al festival di aiutatevi europea, dell'Eurofestival, perché aveva paura che si creasse una situazione anomala in conseguenza dell'aiuto delle macchine. Ecco, che cosa sta succedendo? Stefano Zecchi ci invitava proprio a questa riflessione. Che cosa sta succedendo al mondo? Che non siamo più capaci di rifondarci sulle nostre radici e di appropriarci noi della tecnica, anziché farci schiavi, diventare schiavi della tecnica stessa. Questo problema colpisce più i maschi, perché tendenzialmente, secondo me, il maschio è più pigro della femmina, e quindi anche in musica leggera non vuole star lì a sbattersi più di tanto, cedendo alla tentazione di delegare tutto all'intelligenza artificiale. E tutto questo ci porta francamente alla deriva,
nella misura in cui le grandissime cantanti che attualmente resistono al tempo, eccetera, sono lì come delle statue, la statua della libertà mi sembra. Non so, io voglio paragonare queste cantanti ancora viventi, che però sono pronte a donarci un filo di voce, ma di quella voce naturale che era la loro. Sono lì appunto ad ammonirci su questo problema enorme che si sta francamente creando. Noi qui il tempo passa inesorabile, ma appunto quest'ultimo argomento a me sta particolarmente a cuore, proprio perché sta succedendo qualcosa al Festival di Sanremo che vuol rivoluzionare tutto il mondo della musica leggera. Riguarda sia questa questione dell'intelligenza artificiale, sia poi la location stesso di Sanremo. Forse si salverà per un anno ancora Sanremo, ma poi si chiede di trasferire Sanremo in qualche altra sede, in qualche altra località. Ecco come questo gioco al massacro del rigetto nei confronti delle tradizioni e di tutto quello che è stato il passato della cultura popolare anche moderna italiana, perché lo ripeto, la cultura popolare non è solo sagra e festa, certo è sagra e festa e lingua dialettale, ma la cultura popolare è anche oramai parto della televisione e di quant'altro, perché la cultura popolare si è ammodernata col passare del tempo e quindi ha ceduto a meccanismi virtuali che sono inevitabili, anche tecnologici che sono inevitabili. Ma l'idea appunto che Sanremo non sia più, che non esista più, praticamente rimanga semplicemente la città dei fiori, punto e basta, senza festival, è atroce. Nella nostra mente crea uno stato di forte crisi che prelude poi magari ad altre iniziative, ad altre soluzioni che veramente lasciano di stucco. La musica leggera presenta attualmente anche dei personaggi anche in Italia estremamente bravi, interessanti, poi si può discutere, si può preferire questa cantante all'altra, sono tanti. Però la cosa più importante è capire che non può tradire il suo passato, cioè può rinnovarsi perché è giusto rinnovarsi a misura in cui tutto cambia, però non può uccidere il proprio passato, la propria tradizione, la propria radice naturalmente. È importante questo anche per i nostri giovani, per dimostrare, come suggeriva lo stesso Zecchi, a chi ha 15 anni adesso, 20 anni al massimo, dimostrare che si può cambiare solo ma fino a un certo punto. Tra l'altro avete sentito che sono, nel mio piccolo, riuscito anche a stanare l'idea del professore sull'islamarsismo, che in questo momento mi sta molto a cuore come problema ideologico, no? Sì, sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Salve, prego. Sono il dottor Barra, parlo da Naldò, provincia di Lecce. Benissimo, viva il Salento, prego, a lei la parola. Quando vuole venire lei è un ospite gratitissimo. Grazie. Veramente, ma non sto scherzando, se vuole, se è interessato, c'ho qualche appartamentino così che è libero praticamente, va bene. Senta, una grande cortesia da esperti come siete voi, perché apprezzo il direttore oggi che ho sentito alla 7, no? Sì. Questo casino che si sta facendo per la patrimoniale. Sì. Pronto? Ora, sì, mi dica. Ma perché se tutto sto scandalo, questo scandalo, la patrimoniale in pratica è uno strumento che ha previsto la Costituzione all'articolo 2. Sì, praticamente allora, quando recita idea, che la... Sì,
Guardi, tra l'altro può lasciare il suo telefono alla regia perché mi ha ingolosito con gli appartamenti sul mare. Ecco, io le rispondo, non è la mia esatta qualifica. Oddio, non è che diciamo, stanno sul mare, è una località vicino al mare, si raggiungono diverse località. Ma guardi, sul mare c'è troppo casino, è meglio stare un po' nell'entroterra. Quindi mi lasci un po' il suo numero che vediamo un po' di metterci d'accordo. Grazie. Una cosa, io non sono un espertissimo di economia, non sono un tuttologo, penso, le rispondo così poi chiudiamo la trasmissione perché siamo molto avanti col tempo. Allora, la patrimoniale ha la sua ragione se si applica realmente ai veri ricchi. A quelli che hanno milioni e milioni e milioni e milioni di euro. Ma se poi alla fine la patrimoniale viene pagata soltanto da quelli che appartengono ad una media borghesia, no? Che a fatica, con le sofferenze, questo vale sia per il nord che il sud Italia, è riuscita ad accantonare, oltre alla casetta, a farsi la casetta, ma accantonare anche un po' di soldi, non ci sto a questo gioco, capisce? Ben venga la patrimoniale se la patrimoniale viene applicata veramente a chi sta in una dimensione iperuranica, come tanto per parlare di mito ancora, e allora può essere questa questione. E comunque in ogni caso la patrimoniale in assoluto come concetto è tutto da rivedere alla luce della nuova economia. Qui adesso non ho più tempo per riparlarne, ne proseguirebbe in un'altra trasmissione. Ringrazio infinitamente Natalia, siamo davvero alla fine della nostra cultura popolare, del nostro contenuto pop del lunedì, sotto il segno della luna, ricordiamolo sempre. E dobbiamo ancora parlare un attimino dello Scorpione. Un grande abbraccio a tutti. Venezia, lo ripeto come ho fatto con Stefano Zecchi, Venezia risorga Venezia, il Salento sia libero come tutte le stelle dell'universo. A risentirci. Avete